Allora, nella chiesa della Madonna dell'Orto, qui dietro di me, fu sepolto Giovanni Battista Ramusio nel 1557. Ramusio è il principale responsabile della nascita moderna del mito di Marco Polo. Fu un editore principalmente, ma fu anche un umanista, amico di Bembo, e fu anche un segretario politico della Serenissima. Il suo nome è principalmente ricordato per una grande opera in 3 volumi, uscita tra il 50 e il 59, l'ultimo dopo la sua morte, che va sotto il nome di Navigazioni e Viaggi. La prima e la più grande raccolta di resoconti in volgare italiano, in volgare toscano, dei viaggi non solo nel territorio euroasiatico o in Africa, ma anche e soprattutto nel mondo americano appena scoperto. Nel secondo volume, all'inizio del secondo volume, ci sta la sua edizione del testo di Marco Polo, del Devisamment du Monde, che lui chiama I viaggi di Messer Marco Polo. E questa è, diciamo, la prima grande edizione moderna del testo, tra l'altro condotta con dei criteri filologici molto interessanti e molto particolari. Ma più che questo ci interessa la posizione di Marco Polo nella collezione all'inizio del secondo libro, perché il secondo libro raccoglie per lo più resoconti di viaggi in cui sono coinvolti i veneziani, e Marco Polo viene presentato come il primo dei viaggiatori veneziani, potremmo dire quasi l'archetipo del viaggiatore veneziano, con tutte le sue qualità umane, quella del mercante, la curiosità, l'intelligenza, eccetera. Ora, il punto è: perché Marco Polo lì e perché in questa raccolta? La ragione è, diciamo, politica ed economica. Alla fine del 400 Vasco da Gama aveva dimostrato a tutti, veneziani compresi, che si potevano raggiungere le Indie passando per il sud dell'Africa. E questo fu un colpo per Venezia, perché improvvisamente le rotte che controllava la Serenissima diventavano secondarie, e anzi addirittura le merci che arrivavano attraverso quelle rotte costavano di più che a portarle in giro dall'Africa. Quindi fu l'inizio di una lenta ma inesorabile decadenza di Venezia, che prima era il centro del mondo conosciuto e adesso si trovava sostanzialmente sul bordo di un catino d'acqua molto meno importante dell'Atlantico o dell'Oceano Indiano. Ecco, il secondo volume delle Navigazioni, raccolta che racconta tutta questa storia, è sostanzialmente un risarcimento simbolico per Venezia. È un risarcimento simbolico perché rimette al centro della cultura moderna una città che stava lentamente andando verso i margini della cultura moderna, e soprattutto mette al centro di questa posizione Marco Polo e il suo libro. Ramusio è il primo a creare il grande paradosso di Marco Polo, e cioè di un viaggio che è conosciuto solo attraverso il libro, ma tutti conosciamo il personaggio e nessuno o quasi nessuno legge più il libro.